Si torna a parlare di addizionale regionale IRPEF, questa volta lo fa Fratelli d'Italia per bocca del suo coordinatore trevigiano, che ospite ad Antenna 3 ha riesumato l'ipotesi di ripristinare appunto l'addizionale. Il gettito stimato, 300 milioni di euro, ci aiuterebbe a sanare le ferite della sanità, consentendo di pagare meglio i medici e alleviando le rette delle case di riposo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 9 febbraio 2023, la prima notizia del giorno è il ritorno dell'addizionale IRPEF nel dibattito pubblico regionale. Se n'era parlato molto nel mese di dicembre durante la manovra di bilancio regionale, tanto che a un certo punto era sembrato che Zaia avesse fatto un'apertura e fosse disponibile a ritoccare le aliquote in Veneto. Veneto, che è l'unica regione in Italia a statuto ordinario a non applicare l'addizionale IRPEF, o meglio ad applicare la aliquota minima prevista a livello nazionale, l'1,23%, che viene pagato da tutti i contribuenti indipendentemente dallo scaglione. Insomma, ieri ad Antenna 3 il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Treviso, Giuseppe Montuori, ha di fatto rotto il fronte della maggioranza in Consiglio regionale, dicendo sì all'addizionale perché aiuta i deboli. Naturalmente nel dibattito durante la manovra di bilancio Fratelli d'Italia si era opposta alla proposta di addizionale che era stata sostenuta invece da tutta la minoranza. Adesso evidentemente hanno cambiato idea i Fratelli d'Italia. Il capogruppo in regione Soranzo dice siamo disponibili al confronto. E di nuovo il coordinatore provinciale di Treviso Montuori dice la regione deve fare una riflessione importante perché i 300 milioni dell'IRPEF aiuterebbero. Secca la replica di Alberto Villanova, capogruppo leghista in regione. La retribuzione dei medici è nazionale e purtroppo la mancata autonomia ci impedisce di accrescerla in modo significativo anche in presenza dei fondi necessari. Fratelli d'Italia sia coerente con il bilancio votato un mese fa. Insomma, se Fratelli d'Italia apre a una discussione nuovamente sull'addizionale IRPEF, la Lega si affretta a chiudere, aprendo così però l'ennesimo fronte di attrito all'interno della maggioranza di governo tra Lega appunto e Fratelli d'Italia. E un altro fronte politico è quello relativo al super bonus. Sulle pagine del giornale di Vicenza di oggi troviamo infatti una notizia che riguarda una sorta di super bonus regionale al 110% che è allo studio in Veneto ma anche in altre regioni. Vediamo di cosa si tratta: liberare i cassetti fiscali per avere un'iniezione di liquidità e assumere così nuovi crediti che sono in attesa. Ecco cosa si deve fare per uscire dall'inferno del super bonus 110%, un girone dantesco che in Veneto vale miliardi di euro incagliati che stanno mettendo in ginocchio imprese, bloccando cantieri, terrorizzando famiglie. E quindi la regione sta studiando per comprare i crediti, solo quelli veneti naturalmente. La provincia di Treviso si è già attivata in questo senso, ha liberato le banche per 14,5 milioni di euro. L'assessore al bilancio regionale Calzavara fa sapere che sta analizzando la sostenibilità finanziaria dell'operazione. L'obiettivo non è il trading ma l'aiuto alle imprese. Compenseremo con i contributi INPS di dipendenti regionali. Insomma, qual è il tema politico? Che a livello nazionale il governo Meloni ha bloccato di fatto la misura del superbonus al 110%, creando uno stallo all'interno del mercato dei crediti fiscali e permetteva di fatto il funzionamento della misura. E allora alcune regioni, qualche giorno fa la Sardegna, stanno intervenendo direttamente per colmare le lacune sostanzialmente lasciate dal governo.
In Veneto lancia l'allarme Confartigianato e proprio ieri la consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, il partito che ha ideato e realizzato il superbonus al 110%, ha presentato una mozione in Consiglio regionale sul tema per chiedere che la regione sostenga la circolazione dei crediti e si attivi al più presto per acquistarli. Si tratta di una proposta per superare le difficoltà sul 110% dopo le modifiche e le scelte miopi del governo Meloni, dice Baldin. È un'iniziativa del Movimento 5 Stelle che sta promuovendo in tutte le regioni e che punta all'intervento diretto degli enti locali nel mercato dei crediti. Questa appunto sarebbe una soluzione a un problema che è stato creato a livello nazionale proprio dal governo Meloni. Quindi a Roma la maggioranza di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia nell'ultima manovra di bilancio ha di fatto scelto per accantonare il superbonus al 110%, ora in Regione Veneto quella stessa maggioranza con l'assessore al bilancio Calzavara sta valutando come intervenire per salvare il salvabile. Insomma, una maggioranza di centrodestra allo sbando tra Roma e il Veneto. Ma torniamo alla nostra rassegna stampa e proseguiamo con una notizia che troviamo sul Corriere del Veneto. Ancora una volta la professoressa Antonella Viola interviene sul pericolo rappresentato dalle bevande alcoliche. Oggi cosa dice? L'alcol fa male, i dottori che non lo dicono, che non lo affermano, sono come i medici Novax. Cita a supporto i dati dell'OMS, c'è una correlazione tra il bere e il cancro. Su Radio Rai il mese scorso la professoressa Antonella Viola, biologa, aveva detto: chi beve ha il cervello più piccolo, scatenando le ire di medici, produttori di vino e del governatore Luca Zaia. Ieri ancora su Radio Rai la ricercatrice ha paragonato i medici che non condannano l'alcol ai Novax. Secondo le società scientifiche l'etanolo è inserito dall'OMS nelle sostanze correlate all'insorgenza dei tumori. Insomma, una polemica che proseguirà naturalmente e che riguarda tra l'altro la decisione dell'Irlanda di mettere sulle etichette del vino degli annunci, delle avvertenze simili a quelle che si trovano sui pacchetti di sigarette, con appunto le informazioni relative al fatto che l'alcol fa male, che l'alcol può uccidere. Una decisione sostenuta anche dall'Unione Europea e una decisione contro la quale si sono scagliati i produttori di vino, naturalmente, e anche il presidente del Veneto Luca Zaia. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, una notizia da Eraclea, la troviamo sul Gazzettino di oggi. Un ritorno da boss, festa con i fuochi artificiali, serata esplosiva in famiglia dopo la scarcerazione di Luciano Donadio. Di mattina si fa vedere in piazza con il figlio, i botti naturalmente non erano autorizzati, ci sono accertamenti dei carabinieri, lui dice non so nulla, sorrisi e poche parole con i vicini. Le confidenze con chi l'ha incontrato: sono contento di essere a casa, vedremo l'esito dei processi. Due residenti dicono: non potevamo evitare di salutarlo, abbiamo sempre avuto buoni rapporti. Problema, insomma, ricordiamo il caso, sono i 50 arresti effettuati nell'operazione del 19 febbraio 2019 a Eraclea, 60 i capi di imputazione contestati a Luciano Donadio nel processo. Ieri alle 22:40 è stato segnalato uno spettacolo pirotecnico quando Donadio era tornato a casa a Eraclea dopo essere stato scarcerato. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: fuochi d'artificio e passeggiate, il ritorno show dei Donadio a casa, identificati gli autori dello spettacolo, la rabbia del sindaco che annuncia una maxi multa. Luciano Donadio appunto ieri ha tornato da conoscenti, si è concesso un caffè in piazza. Vediamo la scheda sul Corriere del Veneto: 57 anni, originario di Casal di Principe, è imputato assieme ad altre 13 persone con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. In attesa della sentenza, dopo 4 anni di carcerazione preventiva, sono stati rimessi in libertà con l'obbligo di dimora nei comuni di residenza, tra cui appunto Eraclea. Insomma, una vicenda davvero preoccupante nel suo complesso. Tornando invece al dibattito politico regionale, continua la polemica
sulla legge che ha vietato di intitolare le strade al maresciallo Tito, ma anche ai fascisti. La storia sia un monito contro i nuovi conflitti e le persecuzioni, scrive il governatore del Veneto Luca Zaia alla vigilia del giorno del ricordo, la solennità civile nazionale in calendario domani che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata, ma intanto appunto in Consiglio regionale del Veneto tiene banco la polemica sull'onorificenza da togliere al dittatore Josip Broz Tito, colpevole secondo la legge votata l'altro giorno in Consiglio regionale di massacri di pulizia etnica, e sul divieto di dedicare strade, piazze e monumenti anche ai gerarchi fascisti. Nessuno però ha mai pensato di cancellare il nome di Gabriele D'Annunzio, spiega il Partito Democratico, che ha proposto un emendamento che poi è stato approvato, appunto relativo al fascismo. I consiglieri di Fratelli d'Italia mentono sapendo di mentire. La norma non riguarda i personaggi come Volpi e D'Annunzio, ma semplicemente i gerarchi fascisti e gli esponenti del fascismo come appunto Benito Mussolini. Ad esempio, nessuno comunque tra i 51 componenti dell'Assemblea legislativa veneta, replica Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, che ha bocciato la proposta uscita da Palazzo Ferrofini con una sonora risata. Ma non hanno altro da fare, ha chiesto ieri Cacciari, sono dei pigmei. Concorda Rifondazione Comunista, che dice assimilare Tito, un gigante nella storia europea e mondiale, ai gerarchi fascisti non è solo un falso storico, è una vergogna. Insomma, il dibattito prosegue appunto sulle pagine del Gazzettino, ma anche su quelle del Corriere del Veneto oggi, dove c'è un'intervista di Martina Zambon a Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, senatore anche sindaco del suo comune. Il fascismo è stato condannato dalla storia, basta attacchi, noi siamo sempre sotto la lente di ingrandimento, però i giovani ci votano. Ma questo è un po' il tenore dell'intervista a De Carlo, che aggiunge: ho una maglietta di Che Guevara, grande combattente, una delle mie prime letture è stato Trotsky, i ragazzi non subiscono la fascinazione del passato, ci votano perché diamo risposte al loro presente. Viva la Repubblica, grazie a Dio viviamo in una Repubblica, sono nato nel 1972, certe domande mi imbarazzano. Insomma, questo il commento di De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, alla vicenda e al dibattito che in questi giorni sta infuriando in regione. L'ultima notizia di oggi riguarda il meteo: freddo artico in Veneto, meno 35 gradi sull'altopiano, temperatura rilevata in una dolina, leggiamo sul Corriere del Veneto, i valori siberiani anche in quota sulla Marmolada, 3,9 gradi sotto zero registrati a Cavallino Treporti, valori molto bassi di temperatura anche sulla costa, quindi il freddo durerà anche oggi. Per questa puntata di Sveglia Veneto è davvero tutto, grazie per aver ascoltato anche oggi il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Come sempre torniamo a sentirci domani mattina.